Buongiorno, ci troviamo al Passo Valles, valico che divide il Veneto dal Trentino. La nostra destinazione è la cima del Col Margherita. Ora partiamo in direzione del rifugio Larisei e Lago Cavia. Running through the gates of hell and back, I feel you near, but no, not the same, we're strangers here. We're catching up since... Il numero del sentiero è il 658. Abbiamo già una bellissima visuale sulle pale di San Martino. It's funny how it all seemed to change. We'll push our luck cause we don't wanna be sad. It's like old familiar games. You and I are breaking all the rules that we've seen to keep making, with our hands held tight together. Questo è veramente un itinerario relax, adatto a tutti. So che il rifugio Larisei è aperto anche nel periodo invernale. Noi non ci siamo mai venuti perché, forse perché è una cosa troppo rilassante e comunque ogni tanto ci sta. Are we friends or are we lovers? Lines were crossed, feeling confused, a friend was lost. We tried too many times. Arrivati a questo bivio noi proseguiamo per il lago Cavia. Guardate che panorama fantastico. So wishing that I could call you mine. We're lighting up when the radio's on. We're driving through the hills tonight. We're feeling tough cause our favorite song. Abbiamo raggiunto il lago, ancora parzialmente ghiacciato. Ci fermiamo un attimo ad ammirare il panorama e poi proseguiamo in direzione del rifugio. It's telling us we'll be alright. You and I are breaking all the rules that we've seen and keep making, with our hands held tight together. Are we friends or are we lovers? In un'oretta e mezza abbondante dopo pausa lago raggiungiamo il rifugio Larisei, bellissimo balcone panoramico. Peccato che è chiuso. So che è chiuso, porco cane. Ci tocca andare giù a berci la birretta, ma andiamo giù, dai, ciao ciao. Breaking all the delicate rules we keep on making, with our hands held tight together. Are we friends or are we lovers? Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry. Dopo la pausa rifugio proseguiamo per il sentiero 695
verso Col Margherita. So now I'm driving back on Interstate West. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Send my best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning. Let's never put the night on ice. Never put the night on ice. I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. Cima del Col Margherita conquistata. Guardate che panorama pazzesco. Sulle pale, Civetta, Pelmo, Cime d'Auta, Marmolada, creste di Costa Bella, una meraviglia. Abbiamo cercato, amici del canale, di fare un giro anello passando la Forcella Vallazza, ma non ci abbiamo voglia, qui si sprofonda di maledetto, quindi ritorniamo dalla stessa parte. L'escursione al Col Margherita è quasi giunta al termine. Vi salutiamo qui con questa bellissima immagine delle pale. Circa saranno 11 km e 550 metri di dislivello. Il percorso fino al lago Cavia e al rifugio Larisei lo reputo adatto a tutti. La salita al colle in questo periodo è un po' impegnativa vista la neve che c'è ancora, ma comunque non abbiamo usato i ramponcini, la neve era morbida e si fa tranquillamente. Direi che è un percorso che in se stesso non è un granché, però il panorama che si ha è meraviglioso. Lascio l'ultima parola a Dome. Basta, i soliti saluti ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di mettere un mi piace, un pollice in su, perché a voi non costa niente e a noi fa capire che la gente piacciono i nostri video. Inoltre, se il video è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo da rimanere aggiornati sui nostri prossimi video. In descrizione sempre metterò le coordinate del percorso e la traccia GPS. Ciao a tutti da Luciana e mi, che sono sempre mi. Time has passed, running through the gates of hell and back.